Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Oggi all'alba a Partinico i funerali in forma privata di Francesco Bacchi, il ventenne ucciso a pugni e calci durante una rissa a Balestrate. Il suo aggressore è ai domiciliari. A Catania una mafia silente lavora sotto tracce e senza gesti eclatanti. Ieri l'operazione Aleandro che ha decapitato il clan di Picanello. La Guardia di Finanza, usura ed estorsione alimentano gli interessi del malaffare. Si riduce il debito della Regione, si sbloccano le assunzioni, diminuisce la compartecipazione alla spesa sanitaria. Il governatore Renato Schifani fa il bilancio in positivo di un anno di governo. Sempre più adolescenti soffrono di disturbi alimentari. In Sicilia ci sono 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni, ma nell'isola mancano strutture residenziali. Lavori straordinari al cimitero di Catania, già avviata la pulizia e la sanificazione nel deposito delle salme, previsti interventi anche all'obitorio. Messina, cominciati i lavori alla condotta Fiume Freddo, l'80% della città rimarrà senza acqua per 2 giorni. Ancora ritardi e polemiche su Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, a poco meno di un anno tutto è ancora fermo, preoccupati gli imprenditori. Calcio, entrare subito nella mentalità di una partita complicata, lo chiede Cristiano Lucarelli ai suoi giocatori in vista della trasferta di domani a Picerno. E ancora in primo piano l'omicidio avvenuto durante una rissa in una discoteca a Balestrate. Stamattina all'alba i funerali in forma privatissima per Francesco Bacchi, ucciso a calci e pugni. Secondo l'autopsia l'aggressore resta agli arresti domiciliari. A Partinico è giornata di lutto cittadino. Stasera ci sarà una fiaccolata per dire no ad ogni forma di violenza. Marco Gullà. Le lacrime che si intrecciano con la rabbia, c'è chi piange, c'è chi urla, c'è chi sta in silenzio per l'ultimo saluto a Francesco Bacchi, il ventenne di Partinico ucciso durante una rissa all'uscita della discoteca Medusa di Balestrate. Stamattina si sono celebrati in forma privata i funerali a Partinico. L'autopsia eseguita ieri sul corpo del giovane ha certificato che devastanti sono risultati i traumi al collo e al torace, mentre i traumi in testa potrebbero anche essere frutto della caduta. I medici dell'Istituto di Medicina Legale hanno completato ieri l'esame autoptico, ma bisognerà attendere anche gli esami istologici per stabilire l'esatta causa del decesso, che sarebbe stato provocato, come emerge dal video, da 2 calci sferrati da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni arrestato e indagato per omicidio preterintenzionale. Il ventenne è agli arresti domiciliari perché, scrive il GIP, tenuto conto della giovane età e del suo stato di incensuratezza. La sua reazione, per quanto sproporzionata, non può ritenersi del tutto gratuita. Intanto non si placano gli episodi di violenza nel palermitano. A Partinico i carabinieri hanno sedato una nuova rissa, evitando quindi il peggio. Si rafforza il contingente militare su tutto il territorio nazionale con l'invio di 6.800 militari nelle principali città, lo fa sapere il Viminale. Il commissario della Lega in Sicilia, Tardino, precisa che sono 130 i soldati destinati alla Sicilia per un totale di 600 militari che rafforzeranno la sicurezza nell'isola. A Catania una mafia silente lavora sotto traccia senza gesti eclatanti. Ieri l'operazione Oleandro ha decapitato il clan di Picanello legato ai Santa Paola Ercolano. La Guardia di Finanza dice usura ed estorsione alimentano il malaffare. Tonino De Mana. Decapitato il gruppo di Picanello con 15 arresti ed altri 11 indagati, le attività criminali a Catania del clan Santa Paola Ercolano ruotano attorno al business delle estorsioni e dell'usura, sempre più attività redditizia del malaffare. La conferma arriva dal comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria Diego Serra, che ha firmato l'operazione Oleandro. Abbiamo riscontrato diversi casi di usura dove con un sistema abbastanza collaudato venivano imposti dei tassi usurari tra il 140 e fino al 350%. Si tratta di prestiti di piccoli tagli, un range compreso tra le 500 e le 2.500 euro che venivano restituiti in rate settimanali o mensili.
Estorsioni ed usura si confermano tra le attività redditizie da parte delle cosche. Diventano anche una forma di reinvestimento dei proventi illeciti derivanti dalle altre attività delittuose. In questo caso chiaramente si trasformano in un'ulteriore fonte di guadagno. L'economia catanese è compromessa da queste attività illecite? Ci sono delle situazioni dove cittadini piuttosto che imprenditori in difficoltà potrebbero in alcuni casi fare ricorso chiaramente a prestiti fuori da canali ufficiali e questo diventa un pericolo per loro stessi ma anche poi per l'economia legale. L'operazione Oleandro dimostra che c'era una cellula ben radicata a Picanello, ma anche altre zone della città sono vittime, schiave di questa attività malavitosa. Uno degli obiettivi fondamentali di un clan o di un'organizzazione mafiosa è quella del controllo del territorio, pertanto c'è una spartizione del territorio tra i vari clan che insistono nella provincia di Catania. Il clan Santa Paola Ercolano è radicato non solo in città, ma le attività illecite si espandono anche in provincia. Le attività si espandono in ogni territorio in cui si possa fare del business, quindi non solo nella città metropolitana di Catania, ma anche nei comuni limitrofi. Picchiava la ex per futili motivi, dandole anche morsi e pugni. Arrestato un trentenne di Mister Bianco che dopo la rottura della coppia tempestava alla giovane anche di messaggi di morte. L'uomo ha continuato a minacciare la donna anche durante il controllo dei carabinieri. Si riduce il debito della Regione, si sbloccano le assunzioni e diminuisce la compartecipazione alla spesa sanitaria. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, fa un bilancio in positivo di un anno di governo. Maglio Viola. La Sicilia si avvia verso una stagione di azzeramento del disavanzo, verso certezze dei tempi nella spesa, riduzione della compartecipazione alla spesa sanitaria nazionale e tanto altro. Tutto grazie all'approvazione del bilancio di previsione senza ricorrere all'esercizio provvisorio, ma anche grazie alla rimodulazione degli accordi Stato-Regione che sbloccano pure le assunzioni. È soddisfatto il Presidente Renato Schifani nel presentare il rendiconto di un anno o poco più di governo alla Regione. Lo fa partendo dai ringraziamenti a maggioranza e opposizione per la finanziaria, ma parla anche dell'aumento delle entrate tributarie nel 2023. Si è chiuso con un aumento delle entrate tributarie della regione siciliana di 1 miliardo e 300 milioni circa di euro, scusate, con un incremento del 10% rispetto al 2022. Questo maggiore gettito dovuto a IRPEF e altre tasse, ma anche alla sanatoria del bollo auto che è stata riproposta fino a giugno 2024, permette in prospettiva di ridurre di 1,8 miliardi il disavanzo e di spalmare i poco meno di 3 miliardi restanti nei prossimi anni. Ma c'è di più, Schifani si mostra orgoglioso del nuovo accordo con lo Stato. Viene ridotta la compartecipazione della regione alla spesa sanitaria dal 49,1 al 42,5. 42,5 che esisteva 10 anni or sono e che poi è stato invece elevato a 49. Quindi cosa significa? Noi contribuiremo di meno alla spesa sanitaria nazionale. Nel frattempo sono state abbattute le liste d'attesa, figlie del Covid e non soltanto. L'accordo inoltre sblocca il percorso per le assunzioni e nel 2024 la Sicilia si doterà di nuovo personale. Nel complesso saranno 1.252 i nuovi assunti nei prossimi 3 anni. I primi 655 posti saranno assegnati quest'anno, 262 nel 2025, 335 nel 2026. Un lavoro dunque che è iniziato ma che deve proseguire nei restanti 3 anni e mezzo di governo. Schifani è intervenuto anche su quella che è stata denominata la sanatoria per le ville al mare, quello che affronta un emendamento inserito nel testo della legge urbanistica, ha detto tende a rimediare ad una confusione legislativa che ha determinato un limbo per gli immobili. Non è un condono aperto e scriteriato, ma un'operazione più chirurgica. Sempre più adolescenti soffrono di disturbi alimentari. In Sicilia ci sono stati 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni, ma mancano le strutture residenziali. Oggi pomeriggio anche a Catania presidi per accendere l'attenzione su questo fenomeno. Giusy Lazzara. Anoressia, bulimia, binge eating, disturbi alimentari che travolgono sempre più giovani. Secondo i dati del Ministero della Salute, ad ammalarsi sono i ragazzi sotto i 14 anni. Negli ultimi 2 anni l'aumento è stato del 30%, dato che riguarda anche la popolazione maschile. E in Sicilia 37.000 i nuovi casi negli ultimi 2 anni. La Regione comunque resta l'ultima per offerta assistenziale. Appena 7 centri dedicati, 3 day hospital e nessuna struttura di accoglienza. E le famiglie così sono costrette ai viaggi della speranza in altre regioni. I costi sono assolutamente improponibili per una famiglia, perché noi parliamo di cure che circa sono di 6 mesi, anche un anno, quindi voi immaginate
le spese che dovrebbe sostenere una famiglia per mantenere qualcuno ricoverato in strutture che hanno un costo medio di circa 300 euro al giorno. E in genere quando si va fuori si va con un'autorizzazione regionale. La regione quindi copre i costi del ricovero e, come si capisce, sono costi passivi incredibili. L'azzeramento del Fondo Nazionale per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione del governo nei giorni scorsi aveva fatto insorgere pazienti e associazioni. Il ministro Schillaci è intervenuto e ha stanziato 10 milioni nel decreto milleproroghe. C'è un problema grave, un problema serio, come ho detto prima è la seconda causa di morte tra i giovani. Come possono essere così pochi soldi a risolvere questo problema? Se noi ci facciamo un conto con i 10 milioni di euro che sono stati stanziati in tutta Italia, non sono nemmeno 500.000 euro a regione, dove si dovrebbe comunque dove si dovrebbero mettere comunque delle residenze, degli operatori più specializzati. Oggi pomeriggio anche a Catania, come in altre piazze italiane, ci saranno presidi per accendere l'attenzione sul fenomeno. Dopo anni di incuria partono lavori straordinari al cimitero di Catania. Tonino De Mana. L'immagine simbolo è stata da noi documentata poco prima della scorsa ricorrenza dei defunti, con un grosso pneumatico lasciato tra le tombe. Poi la corsa contro il tempo per rendere accogliente il cimitero di Catania in vista dell'1 e il 2 novembre, dove per la verità è stato restituito alla collettività un camposanto più decoroso rispetto al passato. Ora, il cambio di passo dell'amministrazione Trantino, che fin dal suo insediamento lavora per recuperare anni di abbandono e di approssimazione. Stiamo provando a risolvere quelle che sono le numerose difficoltà, lacune del cimitero monumentale di Catania. Lo abbiamo fatto prevedendo quella che è un'attività di pulizia straordinaria, di sanificazione specializzata ogni 15 giorni dei locali di deposito e degli uffici comunali. A breve partiremo a febbraio con la ristrutturazione dei bagni e quindi l'attività verrà estesa anche su questi. È un intervento importante di ristrutturazione, è stato previsto sia per l'obitorio centrale con 300.000 euro di risorse che verranno utilizzate da fine febbraio e un intervento sugli uffici, sui depositi del cimitero invece di San Giovanni Calermo. Le operazioni verranno effettuate ogni 15 giorni da una ditta in stretto contatto con la direzione servizi cimiteriali del comune, che provvederà a segnalare eventuali specifiche richieste di intervento. I lavori principali riguardano l'obitorio di via Acquicella, mentre a metà febbraio partirà la ristrutturazione totale dei servizi igienici. E dopo il TG alle 14.30 su Telecolor sarà nostro ospite il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per le vostre domande potete scrivere al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco più tardi su Telecolor, appunto alle 14.30. 4 pistole, varie munizioni, quasi mezzo chilo di marijuana sono stati trovati dalla squadra mobile di Catania in un appartamento disabitato nel quartiere San Giorgio. Le armi sono state messe in sicurezza e sequestrate. E a Messina sono cominciati i lavori alla condotta del fiume Fiumefreddo. L'80% della città rimarrà senza acqua per 2 giorni. Francesco Triolo. Per almeno 48 ore l'80% delle abitazioni di Messina resterà senza acqua. È stato interrotto questa mattina alle 4 il flusso idrico che dall'acquedotto di Fiumefreddo alimenta la città, così da poter dare il via ai lavori alla condotta che dureranno sino all'alba di domani. Ma per il ripristino dell'erogazione completa occorrerà attendere almeno sino a domenica sera per le zone della città tra il centro e la Riviera Nord, perché l'acqua verrà reimmessa nella condotta pian piano in pressione fino a quando, dopo le verifiche sul perfetto funzionamento, arriverà ai grandi serbatoi di Amam. Questi a loro volta potranno far ripartire la distribuzione alla città solo quando si saranno nuovamente riempiti. Questi lavori sono fondamentali perché stiamo intervenendo su una condotta realizzata negli anni '80 in cui non si è mai intervenuto, e quindi sono lavorazioni che occorre fare e bisogna farle assolutamente con il distacco dell'acqua. Quindi purtroppo creiamo un disagio, ma è sicuramente per avere un miglioramento nel futuro. La ditta ci sta confermando che siamo nei tempi, quindi entro le 24 ore finiranno l'intervento e quindi inizieremo poi con l'erogazione sabato pomeriggio per poi proseguire domenica e arrivare domenica sera ad avere una regolare
distribuzione. Sono oltre un centinaio i tecnici impegnati sui fronti ai lavori all'altezza di Fiumefreddo, del torrente Savoca e di Fiume di Nisi, 10 gli interventi programmati, più altre 7 operazioni minori su impianti e reti e quello più complesso del serbatoio Monte Santo, dove dovranno essere sostituiti 15 metri di tubazione. Predisposto un piano straordinario di supporto ai cittadini con autobotti mobili e di punti fissi di rifornimento. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Ritardi e polemiche su Agrigento, capitale italiana della cultura nel 2025, a poco meno di un anno, infatti tutto è ancora fermo, l'appello degli imprenditori. Davide Sardo. L'attuale condizione di stallo in cui versa l'ambizioso progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 preoccupa e non poco anche gli imprenditori agrigentini. Tra ritardi e polemiche nell'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, che dovrà gestire tutte le iniziative che saranno organizzate per valorizzare il prestigioso titolo ottenuto, Agrigento rischia concretamente una ribalta negativa a livello internazionale, con inevitabili ricadute altrettanto negative in termini di afflussi turistici e recensioni culturali. Il tempo passa velocemente e non siamo certamente a posto, non siamo pronti per una delle iniziative più importanti, quella che può cambiare il volto dell'economia della nostra città, perché non è solo l'anno 2025 della capitale della cultura italiana, ma è l'onda lunga che riusciremo, se saremo bravi, a sfruttare, trasformando la nostra città da un turismo prettamente balneare a un turismo da città d'arte, utilizzare questo milione di presenze che la Valle dei Templi fa, cercando di aumentarlo. Bergamo e Brescia nell'ultimo anno ha aumentato del 50% le presenze, quindi per noi significherebbe un risultato di almeno 500.000 presenze in più. Il dossier di candidatura prevede opere in corso da realizzare per un totale di 150 milioni di euro, con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche del 30% rispetto al 2019. Ad Agrigento nessun cantiere è stato ancora avviato e Vittorio Messina si rivolge alla classe politica. Un appello dunque alla politica, soprattutto all'amministrazione comunale, che si attivi prima possibile, che metta e dia le possibilità e le condizioni per poter sviluppare Agrigento capitale della cultura. Anche la stampa nazionale ha puntato i riflettori su Agrigento 2025, paventando il rischio flop a causa dei gravi ritardi e delle tante critiche insorte intorno alla macchina organizzativa. Il surrealismo di Miró, un'esplosione di colori in mostra al Palazzo Cultura di Catania da domani fino a luglio. La mostra è curata da uno dei maggiori critici d'arte italiani, Achille Bonito Oliva. Eva Spampinato. Un artista in continua sperimentazione tecnica e stilistica, Joan Miró, icona del Novecento e non solo dell'avanguardia surrealista. A spiegare qualcosa in più sull'artista catalano, dalla vita tormentata e dalle opere tuttora attualissime, è uno dei più noti e apprezzati critici d'arte italiani, Achille Bonito Oliva, curatore della mostra Miró, la gioia del colore al Palazzo della Cultura di Catania. L'importanza sta nella complessità di un artista che non è né astratto né figurativo, è complesso e oscilla in una doppia dimensione, quindi che libera l'immagine da ogni fissità e la consegna alla probabilità contemplativa di chi la guarda. Circa un centinaio di opere che coprono un arco temporale di 60 anni, dal 1924 al 1981. Dipinti, tempere, acquarelli, disegni, sculture e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri, documenti provenienti da collezioni private italiane e gallerie francesi. Questo è interessante in Miró, che non c'è una classifica, ma c'è una possibilità aperta di liberare l'immagine su qualsiasi superficie si tratti, tela, muro, colore, bianco e nero. Quindi io dico sempre che Miró è indeciso a tutto. Miró ha sin da subito espresso il suo biasimo nei confronti della pittura convenzionale. La sua forte identità del segno diventa anche un veicolo di comunicazione. E certamente, è chiaro che lui coinvolge proprio, quindi comunica. Sarà possibile visitare la mostra da domani fino al 7 luglio.
Ci fermiamo ancora, poi torniamo con la pagina sportiva per vedere come il Catania si sta preparando alla partita di domani. A tra poco. Ed eccoci alla pagina sportiva, al calcio, entrare subito nella mentalità di una partita complicata, lo chiede Cristiano Lucarelli ai giocatori in vista della trasferta di domani a Picerno. Francesco Triolo. Dopo una settimana intensa, per un paio di giorni, il Catania mette da parte il calciomercato. C'è da pensare al campionato che domani presenta una gara ad alto grado di difficoltà per i rossazzurri, perché nascosto dietro il nome non altisonante, il Picerno è una delle rivelazioni di questo torneo, una squadra in grado di viaggiare nelle zone alte della classifica dall'inizio della stagione, che ha dimostrato sul campo di meritare il secondo posto del girone. Una squadra forte con dei giocatori importanti, un allenatore bravo che riesce a farli giocare bene, che sta facendo un grande lavoro, e una società strutturata alle spalle che ama programmare e non improvvisare, quindi questo è sicuramente un dettaglio che in Serie C fa la differenza. Sarà una partita difficile perché giustamente, come hai detto te, giocano a ritmi, giocano sempre a ritmi importanti, lo fanno ancora di più quando giocano in casa. Noi dobbiamo essere bravi a entrare subito nel contesto di quel campo, di quella struttura. Poche indicazioni sulla formazione, anche considerare Di Carmine e Costantino punti fermi. Per Lucarelli è riduttivo perché ha detto devono esserlo tutti. Il 4-2-3-1 o la difesa a 3 sono i moduli che il tecnico sta provando. Per la gara di domani non avrà Bois, che non ha recuperato, e Rapisarda ha svolto solo ieri il primo allenamento, quindi è da valutare. Il calcio d'inizio di Picerno Catania alle 16:15, ma su Telecolor dalle 15:45 partiranno 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dallo stadio Curcio, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro appuntamento con il sindaco, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.